Giovani, valore lavoro, la ricreazione è finita, quale formazione per un lavoro che c'è. È questo il titolo della tavola rotonda organizzata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro in occasione dei festeggiamenti per il 50° anniversario. Nella splendida cornice dell'Hotel Royal Carlton di Bologna si sono dati appuntamenti i consulenti di tutta la provincia in un ideale incontro tra passato e futuro. Perché avete scelto il tema del rapporto giovani, formazione e lavoro per l'evento del vostro anniversario? Noi abbiamo deciso di dedicare questo 50° al problema del lavoro, in particolare all'orientamento sul lavoro, perché ci siamo accorti, seguendo anche le ultime inchieste che sono state fatte, che c'è un problema in effetti di formazione, ma ancora di più di orientamento. E allora, in un paese che ha una disoccupazione giovanile oltre il 40%, credo che sia un tema centrato per festeggiare una celebrazione che comunque riguarda i consulenti del lavoro. Noi il tema dei giovani l'abbiamo molto ben presente, partecipiamo anche al progetto giovani del comune e a tutte le iniziative che ci vengono proposte partecipiamo. Adesso stiamo lavorando anche per fare una convenzione, per concludere una convenzione con l'Università di Bologna per fare i tirocini formativi. E comunque tutto ciò che riguarda giovani, formazione, orientamento ci vede molto interessati e disponibili, quindi anche per le istituzioni, se qualcuno vuole interpellarci per fare delle iniziative di questo tipo, noi ci siamo. Quali sono secondo voi le difficoltà oggi dei giovani che entrano nel mondo del lavoro? Quello dei problemi dei giovani oggi è un problema spinoso, diciamo così, perché hanno perso molti riferimenti che aveva anche solo la mia generazione e spesso si trovano a non comprendere, in questo senso credo che ascoltare Roger Abravanel per loro sarà molto utile, a non comprendere come le scelte precedenti possano influenzare le successive, anzi più che influenzare direi proprio determinare, perché è la scuola alla fine che determina la professione e non viceversa e i giovani delle volte fanno fatica a comprendere questa cosa. Il titolo della tavola rotonda si deve al saggio scritto da Roger Abravanel e Luca Dagnese, La ricreazione è finita, scegliere la scuola, trovare lavoro, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli. Presente al convegno anche uno dei due autori a cui abbiamo chiesto di parlarci del suo libro. Il titolo significa che non bisogna aspettare la buona scuola e i giovani non devono neanche aspettarsi troppo dalle famiglie, ma devono farsi loro una propria formazione per essere pronti per il lavoro del XXI secolo e non essere disoccupati. Quindi non c'entra niente con i bamboccioni, per intendersi. Io di bamboccioni sto girando l'Italia, non ne vedo tanti. Vedo tanti ragazzi che non sono preparati dalla scuola e che sono un po' confusi. L'idea del mio libro viene dal fatto che in Italia abbiamo più giovani disoccupati in relazione ai disoccupati totali che in tutti gli altri paesi, inclusa la Grecia, e che non c'entra niente con la crisi. Quindi ha a che fare con qualcos'altro, ha a che fare col fatto che il mondo del lavoro è cambiato e che oggi la scuola non si è adeguata a un mondo del lavoro che è cambiato. In che modo è cambiato il mondo del lavoro? È cambiato con un'idea che ho raccontato, che è quella di una T. Una T. La T cosa vuol dire? Prima le aziende volevano una specialità. Bisogna essere capaci, se uno vuole fare il geometra deve conoscere l'estimo, se fare ragioniere deve conoscere contabilità e va bene, è ancora importante, però a questo si aggiunge una cosa verticale, orizzontale, che sono delle nuove competenze che vengono chiamate più soft, tipo per esempio essere responsabili, l'etica del lavoro, quindi tu fai le cose non perché te l'ha detto un capo ma perché sono giuste e addirittura hai lo spirito critico di cambiare, tutti sono capi, oppure devi essere molto molto capace di risolvere problemi concreti, non teorici, usando la teoria. Poi devi saper lavorare con gli altri e devi saper comunicare. Oggi il 70% della decisione di assunzione di un neodiplomato o un neolaureato in un'azienda è basata su queste cose. I ragazzi che vanno a fare i colloqui mi dicono non mi chiedono più cosa ho fatto, cosa ho studiato, ma che persona sono. Si parla spesso di giovani, non sempre però in maniera lusinghiera.
Molti ancora ignorano che rimanendo un attimo frustrati da quello che si sente per televisione, da quello che si legge sui giornali, molti dimenticano che in Italia sono molti di più i giovani per bene, bravi e volonterosi di quelli che invece si lasciano portare su strade che vanno dalla droga al terrorismo e il resto. Quindi questi giovani è giusto che conoscano quella che è la realtà nella quale vivono, quindi l'incontro del lavoro, le possibilità enormi che hanno adesso di essere assunti, vanno dall'apprendistato al Job Act, alle tutele crescenti, cioè sono stati creati degli strumenti che è importante che siano conosciuti dai giovani, perché molte volte il giovane chiamato da un'azienda per un colloquio che al limite dimostra di sapere qualcosa di più di chi in quell'azienda è più preoccupato di produrre, lavorare, vendere, insomma, e fare quello che d'altronde un datore di lavoro deve fare in primis. Una tavola rotonda per parlare di nuove competenze e opportunità per i giovani, come per esempio il Jobs Act. Cosa ne pensa il sindacato? Creerà occupazione reale? Diciamo che il Jobs Act è un buon primo passo per creare occupazione reale, poi l'occupazione reale la creano le condizioni di mercato, cioè le condizioni per le quali diventa conveniente fare impresa e quindi gli imprenditori decidono di investire, e in quest'ottica sicuramente il Jobs Act aiuterà perché ha comunque ridotto le spese per gli imprenditori. Un anniversario che è anche l'occasione per incontrarsi e confrontarsi sulla storia dell'ordine dei consulenti del lavoro. La nostra professione è nata 50 anni fa e quindi di conseguenza ha dovuto combattere veramente per riuscire ad avere delle leggi ad hoc, delle leggi che modificassero delle disposizioni precedenti. Poi piano piano ci si è accorti, e qui entriamo negli ultimi 15 anni, che la presenza del consulente del lavoro è diventato un elemento indispensabile nei rapporti, nelle relazioni umane con il personale, e non solo per le piccole e medie aziende come normalmente si pensa, ma anche per le aziende già di una certa consistenza, perché riescono a portare un'esperienza che acquisiscono avendo da seguire diverse realtà, diversi contratti di lavoro, e questo è molto importante. Poi ci siamo dotati di un centro studi che si permette di contraddire il Ministero del Lavoro quando non è d'accordo. Abbiamo creato dei momenti di studio e di approfondimento che hanno coinvolto gli istituti previdenziali, nuovamente il Ministero del Lavoro, e adesso ci sentiamo veramente degli interlocutori qualificati. L'Ordine dei consulenti come interlocutore privilegiato nell'ambito del lavoro, quindi? Certo, i consulenti del lavoro hanno un osservatorio da un certo punto di vista privilegiato. È vero che noi viviamo in una terra dove c'è un forte connotato associazionistico, quindi ci sono molti attori sul mercato del lavoro, però questo non vuol dire nulla. Noi abbiamo un patrimonio di clientela che è costituito prevalentemente da piccole e medie imprese, ma c'è anche qualche altra esperienza più interessante che per noi costituisce un continuo riferimento, perché noi abbiamo rapporti quasi quotidiani con queste realtà produttive. Ma qual è la funzione che l'Ordine esercita? Allora, il Consiglio nazionale svolge una funzione di rappresentare i propri iscritti. All'interno del nostro ordine ci sono diverse fondazioni che sono il braccio operativo del Consiglio nazionale stesso. Noi operiamo anche per il tramite del Dipartimento legislativo, che è un organo, la mente, che in questi ultimi tempi ha esercitato tutta la funzione di poter proporre al legislatore tante normative da tecnici nel solco del percorso riformatore sia in materia di lavoro che in materia fiscale. Abbiamo una rappresentante nazionale che è Marina Calderone, che è su tutti i tavoli ed ora è impegnata anche con un nuovo incarico che le è stato riconosciuto proprio dal ministro Poletti quale rappresentante di tutte le professioni a livello europeo, fa parte del CESE, Comitato Economico e Sociale Europeo, ed è anche presidente del CUP, il Comitato Unitario Professioni. Credo che i consulenti del lavoro in maniera trasversale possano rappresentare veramente tutte le istanze di tutti i liberi professionisti italiani. Interlocutori privilegiati, quindi, anche in ambito formazione? Questo però è un tema sul quale si sta lavorando molto, soprattutto sul piano nazionale.
perché sul piano nazionale è operativa anche la nostra Fondazione Studi, che si occupa proprio di tutti questi progetti, tra l'altro ovviamente, e anche il nostro sindacato di categoria è molto attivo, il nostro Consiglio nazionale su questi temi è molto sensibile e pronto, e naturalmente lì c'è una platea di 28.000 consulenti che hanno circa 7 milioni di rapporti di lavoro, quindi è una cosa non da poco, insomma. Occasione importante di questo convegno è anche la donazione che l'Ordine farà per il restauro del Nettuno. Questo fa parte dell'omaggio che noi vogliamo fare in questa occasione alla nostra realtà, al nostro territorio, alla nostra città, un territorio che ci ha consentito di lavorare bene, di lavorare in un clima di coesione sociale e di inclusione sociale molto molto interessante, direi raro, no? Uno degli esempi diciamo virtuosi di questo tipo di cose, e quindi abbiamo ritenuto di omaggiare, di partecipare soprattutto al restauro di quello che di Bologna è il simbolo, insomma. Infine, in occasione dei festeggiamenti per i primi 50 anni dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, una domanda sorge spontanea. Cosa auspicate per il vostro futuro? Oggi festeggiamo e celebriamo il cinquantenario dal primo insediamento del Consiglio Provinciale di Bologna. Devo dire che tanta strada è stata fatta, abbiamo ottenuto tantissime competenze aggiuntive, tante funzioni aggiuntive che sono state affiancate alle riserve di legge che la legge 12 del 79, appunto, scusi il gioco di parole, ci ha riservato. L'auspicio è che noi possiamo continuare ad essere da interpreti di leggi a propositori di processi riformatori nel mercato del lavoro e in materia fiscale.